Nuovi arrivi di migranti nelle ultime ore, 450 giunti in Veneto, distribuzione fra gli hub già in allarme da Cona a Bagnoli, si cercano posti per fronteggiare la situazione futura. Da oggi è vietato girare negli ospedali e nelle scuole con burqa e niqab, ma si può girare liberamente con le armi. La nuova legge regionale passata ieri in Consiglio suscita polemiche. Nasconde la droga a casa della vicina, ma viene scoperto e arrestato. La donna che vive con l'assegno sociale viene denunciata per aver fatto da complice all'uomo. La moglie lo tradisce con l'amico di famiglia e lui decide di regolare i conti armato di roncola, ma viene fermato e arrestato dai carabinieri. È successo nel Padovano. Caso Banche Venete, Intesa apre le trattative con i sindacati per l'esodo volontario di quasi 4.000 dipendenti. Intanto gli azionisti preparano una grande manifestazione di protesta per venerdì a Vicenza. Allerta meteo per il pomeriggio nel Veneto, soprattutto tra il Veronese e la Marca. In arrivo nubifragi, vento e grandine. Intanto a Enego sospese le bollette per i rifiuti dopo il disastro di domenica. Alle 14 l'insediamento ufficiale del nuovo sindaco di Padova, Sergio Giordani, a Palazzo Moroni. Ma sul caso ospedale è subito attrito con il governatore Luca Zaia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, questa è la prima edizione dei nostri telegiornali, una prima edizione che si apre tornando a parlare della questione profughi, o meglio degli arrivi di nuovi migranti. Nelle ultime ore 450 giunti o in arrivo nel nostro territorio, una distribuzione ovviamente, la prima distribuzione è quella degli hub, i centri più importanti, più grandi a livello provinciale in tutta la regione, che però sono già in allarme, già il collasso da Cona a Bagnoli. Si cercano dunque altri posti per fronteggiare la situazione anche in chiave futura. 450 giunti in Veneto in appena 24 ore tra lunedì e ieri. Nei porti siciliani gli sbarchi continuano senza sosta, 13.500 migranti in arrivo e la distribuzione coinvolge ovviamente anche la nostra regione. 450 profughi da distribuire e i destinatari sono sempre quelli, gli hub provinciali. A partire da Cona, dove le promesse di alleggerimento del ministro Minniti ai primi dell'anno assumono ora la sostanza della barzelletta. E poi Bagnoli, altro sito esplosivo, e ancora Treviso Casier e Oderzo. Poi, a seguire, gli altri posti letto disponibili nelle varie province. Ce ne sono 973 messi a disposizione nelle strutture che hanno partecipato al bando della prefettura a Venezia. Meglio dello scorso anno, ma ancora del tutto insufficiente a garantire l'ospitalità a tutte le persone in arrivo, ovvero 2.509, la quota solo nel veneziano nei prossimi mesi, secondo l'accordo tra governo e ANCI. La situazione più critica resta, come detto, Cona, dove al picco di 1.600 ospiti raggiunto alla fine del 2016 si è scesi a 1.200 dopo la morte della giovane migrante che scatenò la rivolta interna, tirando i riflettori di tutta Italia sull'ex base missilistica. Adesso le cifre potrebbero tornare a salire, rischiando di far riesplodere la rabbia, così come a Bagnoli, Treviso o Oderzo. Rabbia dentro e fuori i cancelli. Rabbia dentro e fuori i cancelli, perché sappiamo che spesso la convivenza non è facile. Sentite cosa è successo a Vittorio Veneto qualche giorno fa. Di quelle indicazioni di cui ogni piscina italiana è zeppa se ne sono fatti un baffo. Obbligo di indossare la cuffietta, vietato tuffarsi, fare schiamazzi, ma soprattutto presentarsi a bordo vasca con le scarpe. Il gruppo di 40 profughi che sabato si era ritrovato alle piscine comunali di Piazza Moro Vittorio Veneto ne ha combinate di tutti i colori. I bagnini hanno avuto molta difficoltà a riportare la calma tra i bagnanti inferociti con gli stranieri maleducati, tanto da essere costretti ad allertare i carabinieri prima che la situazione degenerasse. Il compleanno di un profugo si è trasformato in un incubo, al punto che gli stranieri pretendevano, senza comprendere i richiami in italiano, di portare bottiglie di superalcolici in vetro sino a bordo vasca. La direzione della Nottoli, che gestisce la struttura, si è scusata con gli altri bagnanti, ma ormai è polemica. Adesso invece la legge regionale passata dopo settimane di dibattito in Consiglio regionale, la legge che vieta l'uso di burqa e niqab nelle strutture regionali come scuole e ospedali, però in queste stesse strutture si potrà girare liberamente armati. La nuova legge regionale fa suscitare polemiche e dibattiti già da subito.
È ufficiale, da oggi vietati in Veneto burka, niqab e tutti gli indumenti che coprono il volto in tutte le strutture pubbliche, specie in quelle ospedaliere. Stop anche alle armi ma con riserva, cioè si può girare liberamente armati se in possesso di porto d'armi per legittima difesa. In questo caso accade così che un privato cittadino può recarsi in ospedale o a scuola, ad esempio, anche con una pistola, purché in possesso del predetto requisito. Deroga che di fatto quindi permette di poter girare liberamente armati. È quanto deciso dalla nuova legge regionale approvata ieri in Consiglio con il voto della maggioranza, cioè con 30 voti favorevoli, contrari, Movimento 5 Stelle e PD, con 12 contrari e un astenuto, come riferisce il relatore dell'emendamento in questione. Io da relatore ho proposto in aula un emendamento per quanto riguarda le armi ancora più restrittivo, che fa riferimento alla norma nazionale, e se i consiglieri del PD fossero andati a vedere la norma nazionale avrebbero visto che questa recita che a chiunque è vietato uscire di casa armato. Non si può andare armati nelle riunioni pubbliche e la forza pubblica ha il dovere di arrestare chi gira armato. Questa è la norma che è stata inserita all'interno del regolamento per vietare il burka e il niqab. Per vietare le armi negli ospedali anche a chi è in possesso del porto d'armi per difesa personale, di fatto la Regione delega la decisione alle stesse ULSS. Ecco come. E diamo la possibilità ad ogni ente della Regione di poter fare delle norme ancora più restrittive in caso di bisogno. La cronaca adesso con lo spacciatore che all'Arcella a Padova assoldava una pensionata per nascondere la droga in casa. Per nascondere la cocaina da spacciare aveva scelto la casa di una vicina come luogo insospettabile e sicuro, ma gli è andata male perché i poliziotti l'hanno scoperto e arrestato, denunciando anche la 67enne che vive con la pensione minima. In questura sono convinti che fosse d'accordo con il tunisino fermato e che da questo traffico ci guadagnasse anche dei soldi. Accade a Padova, nel quartiere Arcella. Un tunisino di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre recuperava la droga. Siamo nelle case Ater del quartiere. Lì lo straniero, regolare in Italia, viene notato entrare e uscire ad ogni ora del giorno e della notte con fare sospetto dal condominio, ma i poliziotti, allertati dai vicini, capiscono che c'è un giro di droga e che l'uomo entra spesso nell'abitazione di una donna di 67 anni che gli ha lasciato anche le chiavi di casa. Così gli agenti della squadra mobile si appostano all'interno dell'appartamento e quando il tunisino entra va diretto in una stanza dove era nascosto oltre 1 chilo di cocaina, rivenduto poi a circa 60 euro al grammo. Scattano così le manette e il sequestro dello stupefacente. Denunciati, come detto, anche la padrona di casa e il suo parente di 57 anni, rimasto senza lavoro e senza casa, ospite lì da circa 1 anno. Anche la donna, a dire il vero, era già nota alle forze dell'ordine. Ed ora il duplice omicidio di Chirignago, dopo il sopralluogo nella casa dell'assassino, al vaglio il suo personal computer. 2 tracce di sangue, una sul muro, una a terra e poi il sequestro del computer da tavolo. Sono gli elementi principali raccolti dagli esperti della scientifica durante il sopralluogo nell'appartamento di Stefano Perale, dove la notte del 17 giugno ha ucciso, dopo averli narcotizzati con del cloroformio, Anastasia Shakurova e il fidanzato Biagio. Le macchie di sangue sono state trovate nel soggiorno, la prima su un muro addosso al quale era appoggiato un divano e una sul pavimento non lontano dallo stesso sofà e verso il bagno. Forse quello di Biagio, colpito 5 volte con una spranga al volto e alla testa. Naturalmente ipotesi da confermare. Al sopralluogo erano presenti anche i legali delle vittime. Le 2 famiglie sono concordi sul fatto che è necessario tutelare il buon nome dei ragazzi e che Stefano Perale non sia condannato a una pena inferiore all'ergastolo, ha detto il cognato di Buonomo. Intanto le 2 famiglie che si sono conosciute in questa tragica circostanza si sono scambiate foto e video dei ragazzi, un modo per condividere i volti sorridenti e spensierati dei 2 giovani uccisi che in autunno sarebbero diventati genitori di un maschietto. La moglie lo tradisce con l'amico di famiglia, allora lui decide di punirli armato di roncola, ma viene fortunatamente bloccato in tempo dai carabinieri. È successo nel Padovano.
Dopo aver scoperto la relazione della moglie con un amico di famiglia, è montato in sella alla bicicletta armato di roncola con lama da 30 centimetri, deciso a vendicare il tradimento. Intuendo le intenzioni del padre, è stato il figlio ad allertare i carabinieri, che hanno rintracciato il 57enne nei pressi della casa del rivale in amore. Dopo aver tentato di nascondere la roncola sotto una macchina in sosta, l'uomo ha anche provato a fuggire forzando il blocco dei militari. È stato arrestato per atti persecutori, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. È il suo secondo tentativo di rintracciare la moglie e l'amico di famiglia. Appena appresa la notizia del tradimento, infatti, l'uomo aveva afferrato un'ascia mettendosi alla ricerca dei due amanti a bordo di un furgone. Non trovandoli, aveva telefonato alla moglie offendendola e minacciandola, dopodiché aveva bruciato alcuni suoi abiti. Ed ora una notizia, una tragedia che viene dal Veronese, da Roverchiara, dove un uomo di 77 anni è morto dopo aver avuto un malore alla guida del suo trattore. L'anziano agricoltore stava rincasando ed è stato vittima di un malore finendo nel fossato che costeggia la strada. Il trattore si è rovesciato e quando sono arrivati i soccorsi dei sanitari del SUE l'uomo era purtroppo già morto e dall'inizio dell'anno nella zona del Veronese sono già 6 gli agricoltori che hanno perso la vita rovesciandosi con il trattore. Adesso invece a Vicenza, con la vicenda inquietante di un pensionato rinviato a giudizio per tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Ci dice tutto in collegamento telefonico la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Un 75enne rinviato a giudizio per tentata violenza sessuale, nei guai un pensionato di Sarego. L'imputato dovrà presentarsi davanti al collegio a partire dal 24 ottobre prossimo per difendersi, dicevamo, dell'ipotesi di tentata violenza sessuale. La vittima sarebbe una ragazza di poco più di 20 anni di Sarego, incontrata uomo durante una scampagnata sui Colli Iberici. Pare che i due si siano incrociati per caso mentre la ragazza si trovava in bicicletta. Lui l'avrebbe, non si sa per che motivo, fermata e avrebbe allungato le mani sul corpo della ragazza, invitandola poi ad appartarsi con lui. La giovane è riuscita a scappare, ha raccontato subito tutta la vicenda in famiglia, la madre e la sorella che si sono attivate. L'uomo è stato subito, appunto l'atteggiamento dell'uomo è stato subito segnalato alle forze dell'ordine ed ora a ottobre dovrà presentarsi davanti al giudice per rispondere di tentata violenza sessuale. Per il momento è tutto. Grazie a Vanessa Banzato. Adesso torniamo a parlare delle banche venete. Come sappiamo, notizia di ieri, la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma per, fra gli altri, l'ex direttore generale Vincenzo Consoli, l'ex di Veneto Banca e l'ex presidente Flavio Trinca. Intanto l'alternativa al salvataggio delle banche non c'è e Intesa San Paolo presenta il suo piano, cioè 3.900 esodi di lavoratori e 600 filiali chiuse nel biennio. Si tratta di uscite volontarie di dipendenti, a quanto Intesa San Paolo fa sapere ai sindacati, con l'idea di arrivare con i sindacati, dopo aver aperto la trattativa, a un accordo entro luglio. Lunedì, come sappiamo, Intesa ha sborsato l'euro necessario all'acquisizione dei due istituti, ma ora serviranno altri 1,7 miliardi per ristrutturare e integrare le due banche. Cadesas porta a casa 9.455 dipendenti, più 880 all'estero, 10,7 miliardi di obbligazioni e 23 miliardi di raccolta. Le opere d'arte di proprietà di Popolare e Veneto Banca resteranno in capo alla Bad Bank, per la quale lo Stato ha già sborsato quasi 5 miliardi. Secondo la relazione che accompagna il decreto del governo, nel tempo si potrebbe recuperare fino a 11,6 miliardi per lo Stato da questi famigerati crediti deteriorati. Intanto sappiamo, come si dice in questi giorni, che i più penalizzati dall'intera operazione restano e sono gli azionisti e i vari coordinamenti e associazioni che preparano una grande manifestazione di protesta a Vicenza, luogo simbolo, per venerdì sera. Certamente io non posso dire di cosa è morta, so che questa notte è mancata e si vede che questa donna soffriva veramente quando veniva là al centro e piangeva e mi diceva: signor Baseggio, lei cosa dice? Portiamo a casa qualcosa. Walter Baseggio guarda l'epigrafe e ricorda Francesca Callegari, 62 anni, morta 2 giorni fa. Faceva parte del coordinamento Don Torta, era una dei tanti risparmiatori traditi da Veneto Banca. Una disperazione che forse l'ha segnata in modo indelebile. Baseggio lo sa, lo vede nei tanti volti dei soci. Per loro, ma non solo, si torna in strada. Venerdì alle 20, Piazza dei Signori, a Vicenza. Tutte le associazioni dei risparmiatori. L'appello è una chiamata a raccolta per i veneti. Tutti i veneti devono
essere presenti, sia quelli che hanno perso tutto che quelli che non hanno perso tutto. Stiamo subendo veramente un massacro, ci hanno messo il cappio al collo nell'indifferenza dello Stato italiano. E un messaggio chiaro ai politici veneti. Che si attivano per quello che è successo, perché i politici fino adesso non hanno dimostrato di essere vicini al coordinamento e vicino al popolo che è stato truffato. Torniamo alla cronaca adesso, l'arresto di un imprenditore bassanese finito in carcere a Vicenza con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Bancarotta fraudolenta, questo è il reato costato la condanna ad un 62enne bassanese, Massimo Mantoan, arrestato dai carabinieri di Bassano a seguito del fallimento della società Tecno Racing SRL di cui era amministratore. Le ricostruzioni investigative hanno accertato come il 62enne tenesse i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari a seguito del fallimento dell'azienda dichiarato nel 2011 dal Tribunale di Bassano. L'azienda infatti dedita alla preparazione di autovetture da strada e da competizione, oltre a non avere più aggiornato le scritture contabili dal 2003, effettuava un carosello di vendita non registrate per evadere l'IVA. Da qui la condanna di Mantoan a 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 10 dall'esercizio di impresa. Adesso parliamo della politica, delle amministrative. Sappiamo il ballottaggio di domenica, tra i risultati più attesi c'era Padova, ha vinto come sappiamo Sergio Giordani, riportato il centro-sinistra a Palazzo Moroni. Fra poco più di un'ora c'è l'insediamento ufficiale a Palazzo Moroni per il neo sindaco Giordani, sul cui tavolo ci sono già temi caldi e importanti. Allora sentiamo in diretta telefonica le ultime novità da Federico Fusetti. Federico. Buongiorno da Padova, è previsto tra un paio d'ore, attorno alle 14, l'insediamento ufficiale di Sergio Giordani a Palazzo Moroni. Il nuovo sindaco infatti riceverà ufficialmente l'incarico nel corso di una breve cerimonia che vedrà il commissario straordinario Paolo De Biagi passare le consegne a Giordani, che inizierà così ufficialmente la sua esperienza di sindaco. Come primo atto, anche se non ancora ufficiale, Giordani si è recato a visitare le cucine popolari in via Tommaseo, a 2 passi dalla stazione, gestite da Suorlia, un luogo simbolo della campagna elettorale che aveva visto i candidati prendere posizioni diverse al riguardo. Giordani ha ringraziato Suorlia per l'attività e ha promesso sostegno e vicinanza anche nei prossimi mesi. Altro tema di stretta attualità, quello dell'ospedale, con l'annuncio da parte di Giordani e del suo vice sindaco Inspector Arturo Lorenzoni di voler provare a percorrere la soluzione del nuovo Subvecchio. È arrivata una doccia fredda proprio in queste ore con il governatore Luca Zaia, che invece ha escluso la possibilità di poter progettare l'ospedale nuovo sul vecchio. Nuova replica di Giordani, che ha detto: incontrerò Zaia, sono disponibile a tutte le soluzioni, dobbiamo prima parlarne e approfondire la situazione per capire invece se si possa prevedere ospedale nuovo su vecchio. Infine la giunta, che sarà ufficializzata nelle prossime ore, a quanto pare non c'è fretta da parte di Giordani e di Lorenzoni nel voler assegnare tutte le poltrone agli assessori, che saranno 9, quello che è certo è che saranno 5 assessori legati alla figura di Giordani, 4 invece a quella di Arturo Lorenzoni e quindi di Coalizione Civica. Però i tempi su questo fronte sembra che non saranno per nulla brevi. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti. Un'altra tragedia dal bellunese Acar, 20 anni, ghanese non ce l'ha fatta, è morto ieri mattina all'ospedale di Treviso, dove era stato trasportato in fin di vita lunedì pomeriggio. Il referto parla di annegamento. Ospite di un centro di accoglienza di Belluno gestito dalla Coop Croce Blu, il ragazzo era sceso dalla spiaggetta di Cesana per prendere il sole e fare un bagno, con lui un paio di ragazzi conosciuti nella corriera nell'arrivo come migranti. Sono stati loro a ripescarlo in quel tratto profondo del Piave e tentare poi di trarlo in salvo e di rianimarlo, trasferito poi d'urgenza al Cafoncello. Il giovane poi è spirato, ora si attende il nulla osta dalla magistratura per la sepoltura. Ancora la cronaca, una notizia che viene da Mogliano, con una tentata rapina da parte
di un soggetto a quanto pare extracomunitario in una banca in Via degli Alpini, la Volksbank, travisato e armato di taglierino, però è stato messo in fuga dalla reazione degli stessi dipendenti senza essersi impossessato del bottino. Nessun ferito fortunatamente in questo raid. Adesso invece a Marghera con le ore di panico che si sono vissute per l'attivazione delle torce a Porto Marghera. Ci dice tutto Ilaria Marchiori da Marghera. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai telespettatori da Venezia. Ci sono stati attimi concitati ieri sera poco dopo le 22 perché sono state accese le torce del petrolchimico a Marghera, questo per permettere alcuni lavori di manutenzione all'impianto del cracking e a quelli che producono i biocarburanti. Decine le chiamate che sono convogliate al centralino della centrale operativa dei vigili del fuoco da parte soprattutto della cittadinanza che si era spaventata, che però era stata anche precedentemente avvertita della manovra dalla direzione del petrolchimico. Sono arrivate telefonate addirittura di residenti preoccupati da Noale. Comunque tutto il prodotto contenuto nelle tubazioni è stato convogliato verso le torce, come è d'obbligo in questi casi, e bruciato. Le fiammate si sono levate dalle due torri fronte laguna, illuminando il cielo notturno, come si vede proprio dalle immagini, e questa accensione ha destato ovviamente allarme, anche se appunto, come ho già ribadito, era stata programmata. Un guasto che aveva provocato preoccupazione in mezza provincia, anche se l'ARPAV, come dichiara spesso, ha poi affermato che non vi era stata ricaduta al suolo. Da Venezia è tutto, restituisco la linea. Grazie Ilaria Marchiori, buon lavoro. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi torneremo a parlare di allerta meteo.